Allora, ritorniamo un po' al discorso. A questo punto lei, sindaco, quindi dice non è congruo far di erba un fascio perché tutto sommato il sistema funziona. Adesso non si mette in discussione perché l'Europa ci dà delle direttive ben precise, però i tagli di Cottarelli andranno comunque a incidere in qualche modo oppure è un non problema? E questo lo chiedo sempre a entrambi, dopo li passo È la certo parola. che, a parte che non è ancora chiaro come si muoverà il governo, perché non ci sono ancora direttive precise e quindi anzi c'è stata una fase anche un po' di messa in discussione, se vogliamo, di quello che è stato tutta o una parte del lavoro fatto da Cottarelli. Quindi aspettiamo di vedere come vanno le cose nelle prossime, io credo, settimane, addirittura sentivo che si parlava che noi dovremmo passare in Italia da circa 5.000, vado per il numero tondo è questo, a 1.000 aziende municipalizzate. Quindi, vuol dire, quindi questo è un dato, ma sono dati che, faccio un altro esempio, adesso dal 1° gennaio partiranno i centri di acquisto, no, organizzati a livello del territorio. Si dovrebbe passare, dicono, da 35.000 centri di acquisto a 35, cioè a 35, quindi tiriamo via 3 zeri. Quindi io anche qua tutto va bene, però mi sto chiedendo come riusciremo nei 3 mesi, mancano 3 mesi, a organizzarci in modo tale per cui il sistema Italia, che attualmente è basato su 35.000 centri d'acquisto, arrivi ad avere 35 centri d'acquisto. Quindi sono quelle cose che bisogna vedere un po' per tempo e vedere un po' come potranno funzionare. Proprio per entrare molto concretamente, chiedo anche a lei, allora ci vuole il controllo governativo sulle materie prime come energia elettrica, gas, carburanti e sanità. Chi possiede vende al prezzo che vuole anche l'acqua. Ecco, intanto io distinguerei. L'acqua, secondo me, è davvero un bene in qualche modo imprescindibile. Noi, tra l'altro, nel mio comune abbiamo messo il fatto che nello statuto del comune di Curtarolo si dice che l'acqua è un bene pubblico e deve rimanere un bene pubblico. Dopodiché è evidente che il mercato delle commodities, il mercato delle materie prime è un mercato che è legato a un insieme di fattori di ordine anche internazionale, quindi parliamo di prezzi del gas che variano. Pensate alla vicenda ucraina, quanto incide, quanto potrebbe incidere, quanto potrà incidere, nel bene e nel male. Io spero che le cose si mettano a posto nei tempi brevi, però immaginate anche nel prossimo inverno che ormai è alle porte, quanto potrebbe incidere la vicenda ucraina se dovesse in qualche modo diventare una vicenda ancora più pesante. Però quindi è chiaro che siamo in un mercato globale nel quale i prezzi delle materie prime vengono governati da processi macro a livello internazionale e noi non possiamo che ovviamente far fronte a questo tipo di condizione con il mercato interno. Però io credo che sicuramente una buona azione di governo, di governance complessiva in questo caso delle multi-utilities o delle grandi multi-utilities e in ogni caso una governance che abbia come obiettivo quello anche di trasferire una parte, come dire, della propria attività in valore aggiunto, soprattutto a favore delle imprese, perché oggi noi abbiamo una grandissima difficoltà che è questa. Se io vado a vedere cosa costa ad un produttore tedesco comprare il gas, comprare l'elettricità, comprare l'energia, scopro che costa il 30-40% di meno di quanto costa il produttore italiano. Poi diceva il signore di prima, parliamo di articolo 18, no, una delle follie italiane, secondo me c'è il momento di grandissima crisi, cioè le imprese non assumono, la gente teme di essere, parliamo di articolo 18, cioè non è il problema di licenziare, il problema oggi è quello di assumere, mi pare quasi un paradosso, no? Però perché ci si ferma poi su queste cose qua, ma il vero problema, il vero gap sta qui, cioè il fatto che le imprese italiane oggi sono imprese che sono assoggettate a dei costi mostruosi per l'acquisizione di tutto un insieme appunto di prodotti energetici, in primis l'energia elettrica e in seconda battuta naturalmente il gas metano, ma poi c'è anche tutto un insieme di difficoltà che abbiamo nel mercato delle materie prime in senso lato della parola, quindi è chiaro che governare il costo dell'energia vuol dire governare l'economia, quindi qui ci vuole, dal mio punto di vista, ci vuole una sorta di mente pensante, di struttura che governi davvero questi processi, perché l'obiettivo primario è quello di fare in modo che le imprese possano avere energia a prezzi più bassi. Un obiettivo
obiettivo non meno importante è il fatto che le famiglie possano utilizzare, come dire, i servizi legati ai servizi pubblici essenziali, parlo appunto del gas, dell'energia elettrica e delle altre cose, dell'asporto rifiuti, ma che possono farlo a prezzi più bassi. Chiaro che qua intervengono anche altri meccanismi, lei è un esperto di sistema dei rifiuti e mi dirà se ho ragione o se ho torto, però è evidente che un sistema come quello nostro, per esempio, che è molto avanzato, tra i più avanzati sicuramente in Europa, e dove facciamo la raccolta porta a porta e la facciamo 5 giorni su 7 della settimana, e a volte passiamo anche 6 giorni su 7 della settimana, ma è evidente che il costo dell'asporto rifiuti, nel senso vero della parola, è un costo che pesa moltissimo sulla bolletta poi alla fine dell'asporto rifiuti. Se noi pensassimo per esempio di avere degli ecocentri nei quali la gente si abituasse a portare il rifiuto, noi potremmo abbattere probabilmente le bollette anche di un bel 30-40% rispetto ai costi attuali. Quindi i servizi sono servizi da noi efficientissimi, all'avanguardia, ed è per questo che sono servizi che hanno un costo particolarmente elevato. Quindi anche qua bisogna un po' forse mettere in discussione anche dei sistemi di vita, mettere in discussione il modo di comportarsi, mettere in discussione il tipo di, come dire, servizi che ci attendiamo dal pubblico o che ci attendiamo in quello specifico contesto, perché se noi pensiamo di mantenere tutto uguale senza, come dire, tenere conto del fatto che per tutto un insieme di motivi i costi sono elevati e vanno anche crescendo, e dall'altro canto immaginiamo di, come dire, di non dover subire purtroppo ovviamente degli aumenti in termini di costi, e siamo fuori, perché non funziona purtroppo così, perché il mercato è un altro. Certo, cosa ne dice anche commentando il messaggio che era arrivato e poi ricollegandosi a No, ma questo allora, discorso? intanto bisogna dire che gas e acqua sono governati con dei prezzi che non dipendono più solo dall'autonomia locale, ma dipendono da un'autorità nazionale. Quindi, e questo ci ha creato una serie di problemi, soprattutto per l'acqua, che è la cosa di cui i comuni si sono sempre occupati maggiormente, in cui i comuni avevano fatto i piani d'ambito attraverso le autorità, e in cui erano stati attenti a calmierare i prezzi. A un certo punto sono stati anche aumentati da Roma e controllati per una uniformità nazionale, generando tutta una serie di problemi. Però teniamo presente che con l'acqua noi stiamo pagando la mole immensa di investimenti che dobbiamo fare per continuare a garantire la qualità, l'approvvigionamento e la distribuzione in reti all'altezza dei tempi, e soprattutto per quanto riguarda poi la depurazione, che è uno dei temi scottanti e importanti del nostro territorio. È molto costoso. È costosissimo, quindi non è che ci si inventa le cose. Dopodiché devo dire che le municipalizzate che si occupano di questo settore in Veneto sono delle signore municipalizzate, e alcune nate proprio per l'obbligo di mettere in rete i comuni a seguito della legge che ha prima obbligato alla costituzione delle autorità di ambito e poi all'affidamento del servizio con i nuovi modelli, e sono tutte con l'affidamento in house. Ma come ci chiedono i cittadini, perché alla fine il referendum è stato vinto, contrariamente a chi pensava un'altra cosa, con una larghissima partecipazione popolare, e quindi sono i cittadini stessi che chiedono al pubblico che faccia il pubblico in questi servizi essenziali. È chiaro che poi gli amministratori locali devono essere bravi nel saper gestire in maniera manageriale queste società. Ci sono i modelli, ci sono dei metodi da fare, e mediamente le aziende venete su questi settori sono le prime in Italia, perché poi sono le tariffe che comandano. Purtroppo i nostri cittadini, è un dato di fatto perché non potrebbe essere che diversamente, sono abituati a confrontarsi solo con loro stessi. Riparliamo del servizio dei rifiuti. Se noi andiamo a vedere le tariffe che si pagano in Veneto, sono molto più basse rispetto alla media nazionale. È chiaro che qualcuno in Italia pagherà forse anche meno di noi, e in qualche comune del Veneto saranno a livello nazionale o di più, però stiamo parlando della media, no? Come si comporta il Veneto. Se io guardo il numero del Veneto ci dice che noi paghiamo meno che alla media italiana, e questo è già un punto, è un livello di efficienza, sapendo che in Veneto la maggior parte dei comuni, adesso è un obbligo diventato molto più stringente di legge, ma in cui la copertura del servizio era già al 100%
non dico 10 anni fa, ma negli ultimi 10 anni la maggior parte dei comuni aveva già la copertura globale del costo del servizio, cosa che non avveniva, no? Seppur fosse un obbligo di legge, non avveniva, perché alla fine è chiaro che se il pubblico ci mette altra tassazione sopra, cioè soldi che arrivavano da un altro settore per tenere basse le tariffe oppure per tenerle nella media con un costo superiore, si vanno a falsare i numeri, no? Invece io sto parlando di costi, di come effettivamente è la questione. Tornando a Cottarelli, allora è stato fatto un'analisi molto approfondita sui dati di un solo anno, e questo è uno degli handicap dello studio, perché io in quell'anno, una tale società, avrei potuto aver fatto operazioni straordinarie che mi cambiavano i parametri di bilancio in gioco. Allora questa cosa qua bisognerà metterla un attimo. Dopodiché c'è veramente di tutto. Ho letto sul Corriere l'altro giorno che criticavano perché un comune aveva le azioni di Veneto Banca che per sfortuna quest'anno aveva fatto un po' male e quindi ci trovava. Cioè, allora se io vivo nel territorio dove c'è la banca, anche diciamo, la banca X, no? E il comune per storia aveva delle poche azioni di quella banca, non può finire la banca in questo tritacarne e non può neanche finire il comune ad essere tacciato di sprecone perché ha queste piccole azioni. Ma potrei riferirmi a 1000 altre questioni. Io presente, non so, da noi in provincia di Treviso abbiamo con gli artigiani, con la Camera del Commercio messo su un incubatore di aziende nella fornace di Asolo, una bella struttura anche innovativa eccetera. Ci abbiamo messo lì un'inezia anche come segno che il pubblico era favorevole alla nascita di questa cosa. È chiaro che nel bilancio di questa entità le cose magari per quell'anno sono andate, proprio non l'ho seguita direttamente, ma era uno di quelli in cui il ROE, no? Quindi l'indice di redditività era negativo. Ma allora dobbiamo anche capire cosa fa il pubblico, no? Perché alla fine il pubblico dovrebbe entrare e nei servizi pubblici locali e come stimolo in quelle cose che diversamente non partono, no? Quindi ci sta che il pubblico possa entrare con quote minoritarie per fare anche un segno di speranza, un segno simbolico, come diciamo, gemmatore di una cosa. E poi finire tutto nel tritacarne non ci sto, dico, insomma, un po' di pazienza e andiamo a vedere effettivamente le cose. Poi se il comune si mette a fare latterie, si mette a fare cose strane, si mette a fare aziende di gelati, poi possiamo discutere se è bene o no che continui a tenersi la farmacia. Sono discussioni che si possono anche fare, ma poi valutare solo nell'indice di redditività, questo assolutamente no, perché poi teniamo presente che molti ROE sono andati a negativi per debiti, per soldi non pagati dagli enti superiori, mi riferisco al trasporto pubblico locale. Se lo Stato non paga la regione non paga la società, è chiaro che il bilancio quell'anno è in sofferenza e vado col ROE negativo, ma non sarà mica colpa di chi ha fatto, di chi ha la partecipazione societaria. Ecco, per questo bisogna andare molto con le pinze in questa cosa. Dopodiché noi, e io sono uno che è molto rispettoso ed è convinto dell'autonomia dei comuni nelle decisioni e nelle scelte politiche che devono essere fatte. Però per poter garantirci questa autonomia, come amministratori locali dobbiamo essere molto attenti e molto responsabili nelle cose che facciamo. Quindi non creare società che non servono. Adesso parte la razionalizzazione, usiamola bene, senza buttare via i bambini assieme all'acqua sporca, però riusciamo a fare. Dopodiché un'altra cosa, molte di queste società scritte qua dentro sarebbero già chiuse se ci fosse una norma scritta bene in cui si dice che io chiudo la società senza dover pagare tasse, no? Vi faccio un esempio. Ci sono una miriade di consorzi nati qua prima che ci fossero le autorità e i bacini per la depurazione, per costruire reti, che hanno un loro patrimonio. Negli anni si sono patrimonializzati perché hanno fatto investimenti, hanno a bilancio un capitale che nel momento in cui io sciolgo e devo ritrasferire queste cose ai comuni ci devo pagare l'IVA. E allora IVA su che cosa? Su tubi, su questioni che se avessi fatto col comune questo problema non sarebbe esistito. Adesso per chiudere quella società, quel consorzio, devo versare IVA allo Stato. Nessun comune è in grado di fare questa cosa, no? E quindi è meno costoso tenere in vita questo ente inutile che chiuderlo. Allora lo Stato deve
assolutamente, questo è un appello che lancio con forza, deve dire che la chiusura di queste partecipate avviene in neutralità fiscale, nel senso chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, chiudiamo e mettiamoci. E allora è chiaro che salta un consiglio di amministrazione che al 99,9% delle volte è fatto da persone che non percepiscono indennità, no? Certo. Però ci toglieremo un revisore dei conti, del personale che sta là a controllare queste cose e che indirettamente genera comunque spesa pubblica. Però alla fine devono avvenire in neutralità fiscale, altrimenti non le chiuderemo mai. Solo questa norma secondo me ne chiude un quarto di tutto l'elenco che abbiamo. Dovete farvi forti di questa istanza. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo.